Anzi, vediamo se tu conosci questo. Beh, sì, lo conosco. Cazzo. Tu conosci questo? Questo conosci? Sì, il consigliere. Lo so. Ah, Sì, lo conosco. però, occhio che siamo in diretta. Uno dei vicepresidenti della partecipazione. Vai su mi seguiamo termina il diretto. Sì, quando si finiva sta cercata, apri, sempre. Sì. Adesso sto stato in diretta. No. Vai. Buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza a questo concerto che, come molti di voi già sanno, apre in un certo senso le celebrazioni per il 95esimo del gruppo alpini di Codroibo, che poi ufficialmente si terranno nel mese di ottobre con diversi appuntamenti. E questo importante anniversario degli alpini di Codroibo, che naturalmente salutiamo e ringraziamo per l'organizzazione, va poi a coincidere anche col 40° del nostro coro, per cui è per noi doppiamente un onore, un piacere essere qui in questa bella serata estiva che nel canto ci vedrà protagonisti assieme al coro Edelweiss della sezione di Bassano del Grappa, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Un saluto cordiale a nome del coro anche a Don Ivan, all'autorità e ai rappresentanti dell'amministrazione comunale che ci onorano della loro presenza. Per quanto ci riguarda, dicevo, come coro abbiamo il grande piacere di festeggiare quest'anno i 40 anni dalla fondazione, un traguardo importante che è soprattutto frutto della collaborazione di tanti coristi che negli anni si sono succeduti e che nel loro piccolo, ciascuno a suo modo e con le proprie capacità, hanno cercato di portare avanti nel canto e nella gratuità la missione di diffondere, tramandare e custodire i valori propri degli alpini. E nonostante la gioia e la grande soddisfazione di poter celebrare questo anniversario, non possiamo però nascondervi una vena di tristezza che ci tocca direttamente. Qualche giorno fa infatti abbiamo salutato il nostro corista e amico Luciano, una di quelle colonne portanti del nostro gruppo, con la sua simpatia, il suo ottimismo, una di quelle persone, una di quelle rarissime persone di cui si può solo avere ricordi belli, perché era amico di tutti. È una di quelle persone che raramente si arrabbiava, mai si agitava, perché diceva, secondo lui essere arrabbiati e agitati era una perdita di tempo in una vita che poteva e doveva essere vissuta nella serenità, nella gioia. Riflettendo così con mente lucida, forse si può dire che con Luciano non era così distante da quelle figure di filosofi come Socrate, quelli che non lasciarono nulla di scritto. Luciano era una persona di poche parole, ma la cui vita era autentica espressione diretta e pratica del loro pensiero. E quindi come coro non possiamo che dedicare questa rassegna al nostro Luciano, e insieme a lui a tutti i coristi che sono andati avanti, con un pensiero particolare anche a Mario, di cui sempre questa settimana ricorreva il decennale dalla morte. Tributerei a tutti questi coristi, se siete d'accordo, un grande applauso.
nostra esibizione corale che, essendo dedicata anche e soprattutto al gruppo Alpini di Codolco, sarà incentrata su brani della tradizione alpina e di montagna. Come nostra consuetudine però, in onore del luogo in cui ci troviamo a cantare, vi proponiamo come canto introduttivo una preghiera alla Madonna, una preghiera che si fonda sull'armonico eco delle voci e che prende forma nella suggestione di una calma serata estiva, quando il tempo si ferma mentre il sole colora i prati, poco prima che calmi la notte, lungo sogno di Dio. Di Beppi De Marzi, Maria lassù. Il prossimo è un canto che parla del sogno di un soldato che dal luogo di morte in cui si trova lascia andare la propria fantasia. Ispirato dal volo di una rondine, si immagina per un attimo di poter incontrare di nuovo la sua amata, ma la realtà lo richiama presto al suo dovere, che è quello di difendere la patria a costo della vita, nell'armonizzazione di Luigi Picarelli, Gran Dio del Cielo. Dio
3 giorni dopo la rotta di Caporetto, a Nervesa si cominciarono a vedere truppe di soldati di tutte le armi. Il sole con i suoi raggi sanguinei scendeva dietro le doline del Montello. Sembrava che piangesse sui danni della guerra e presagisse la rovina di Nervesa. Con queste parole, un prelato, Don Visentin, descriveva il generale amassamento degli italiani sul Piave, la cui difesa portò alla perdita di molte vite, ma che in seguito avrebbe garantito la salvezza della patria. Il prossimo brano ricorda dunque tutti coloro che si sono sacrificati in quel cimitero della gioventù che fu il Piave e invita chiunque a seguire le ultime volontà del soldato morente, portarvi un fiore a non dimenticarlo. Nell'armonizzazione del coro Monte Cabriol l'ha tradotta. Il prossimo brano ci proietta in Russia nel terribile inverno 1942-43. Nella pianura sconfinata, lungo il corso del fiume Don, solo un suono si percepiva, il sibilare del vento. Dopo giorni di marcia, il 26 gennaio 1943, gli alpini riuscirono finalmente a sfondare le linee russe al ponte della ferrovia di Nikolaevka. Era la strada verso la libertà, verso un ritorno che però sarebbe stato osteggiato dal gelo, dalla mancanza di mezzi e naturalmente dal nemico. Una enorme massa di soldati in ritirata che percorrono centinaia e centinaia di chilometri in una tormenta che sfiorava i 40 gradi sotto zero. Angeli bianchi che ad ogni passo coprono una fossa. Finalmente un altro suono si ode, un suono dolce e malinconico allo stesso tempo, i rintocchi di una campana che pian piano accompagna i reduci verso casa e culla i morti verso la pace. Di Carlo Geminiani e Beppi De Marzi, L'ultima notte.
prossimo brano canta la bellezza della rosa delle Alpi, fiore che ha per patria soltanto le alture incontaminate, dalle quali non può essere strappata senza appassire. Nel suo delicato color rosso aurora che tinge i prati di tante cime alpine si rispecchia l'amore di quanti desiderano preservare la magnificenza e l'incanto delle nostre montagne, nell'elaborazione di Franco Sartori, La rosa delle Alpi. Queste atmosfere poetiche e magiche anche col prossimo brano. La nostra vita è costellata di giorni in cui creiamo le nostre fiabe, episodi straordinari, amori impossibili, storie improbabili, attimi intensi. Il tempo trascorre inesorabile e lo dimostrano gli anelli che ogni anno il gelso aggiunge ai suoi rami. Ma se ci crediamo davvero, queste nostre fiabe non andranno perdute, ce le porteremo per sempre con noi, proprio come fossero anelli nelle nostre mani. Di Marco Maier, Fiabe.
tutti al termine della nostra esibizione. Abbiamo cantato finora l'alpinità nelle forme del ricordo, del dramma della guerra, come monito per tutti, e della poesia delle montagne e della natura di cui siamo chiamati a essere custodi. Ma l'alpinità è anche e soprattutto gioia di stare insieme, e condivisione di emozioni, di ricordi e amicizia vera. Per cui come ultimo brano, messo anche in accordo con la filosofia dei nostri coristi come Luciano, come Mario, grandi amanti della compagnia, ci salutiamo con un brano dal tono più allegro e gioviale, Vecchio Scarpone, al termine del quale ci sfideremo e lasceremo dunque il posto al coro Edelweiss. Per gli alpini del gruppo di Codroico, i nostri migliori auguri per il 95esimo. A voi tutti, a nome del coro, un ringraziamento per gli applausi e per l'attenzione e un buon proseguimento di serata. Grazie.
per essere qui questa sera. Un saluto da parte del nostro Presidente Manuel Bressan a tutte le autorità civili e militari presenti. Grazie a Don Ivan per averci ospitato qui questa sera. 60 anni e oltre, magari 64-65, di storia musicale, storia fatta di passione, di testimonianza, di sacrifici. Abbiamo girato il mondo, Stati Uniti, Canada, l'Europa quasi tutta. Abbiamo, ringraziando Dio, visitato tutta l'Italia nei teatri maggiori che esistono, fino alla Sicilia. Abbiamo cercato sempre di meritare, come questa sera, l'ospitalità che ci viene donata. E un gruppo maestoso, infatti vedete a me, lo rappresento in tutto, un gruppo di tante persone che hanno diverse situazioni, lavoro, eccetera, ma che lo accomuna al fatto di avere nel canto un qualcosa di eccezionale e speciale. E quindi di chi stiamo parlando? Di un coro che è capitanato dal maestro Massimo Spizzato, coro Edelweiss Ana Montegrappa. Coro sezionale della sezione di Ana di Bassano del Grappa. E che cosa, come abbiamo pensato, soprattutto il maestro, di iniziare questa serata? Con un omaggio alla montagna. Conoscete tutti i Peli de Marzi, sì o no? Ci posso credere? No. Sì o no? Sì. No, no, perché, sai, colloquiare è sempre bello che fare un monologo alla Vittorio Casa, ma dopo un po' si addormenta. Infatti giù in fondo ho visto un signore che ma l'ho svegliato io, non mi preoccupate. La montagna è bellissima perché David De Marzi ce lo racconta attraverso una bellissima canzone che ha proprio ideato in una sua prima escursione, tra le sue prime escursioni montanare. Chi va spesso in montagna, chi ci va poco come me, però sa che fondamentalmente lo scenario cambia, più si alza e più cambia lo scenario, no? Si parla per esempio degli abeti, su in alto, i pioppi all'inizio, tutte queste cose qua. E David De Marzi fa questa cosa, cioè si rende conto che pian piano che sale, vede questo dono di Dio, una cosa meravigliosa, si apre davanti a sé un prato enorme pieno di fiori colorati, però si accorge, seduto magari anche stanco, che lassù in alto c'è una casa bianca, un rifugio, una casa bianca, un qualcosa perché lo stimola a dire, beh, sono arrivato qui ma io devo rimanere lì. È un po' una lezione di vita. E se mi permettete, questa prima canzone la vorrei dedicare a nome di tutto il coro a due amici che, grazie a Facebook, anzi,
salutiamo anche gli spettatori di Facebook che siamo in diretta, sia noi come coro che l'altro, e ci stanno ad ascoltare, che stanno passando un momento un po' particolare. Allora, siccome gli piace la montagna e proprio la prossima settimana andranno in ferie, spero tanto che la montagna dia pace alla loro anima, un po' presa da tante cose, ricordando che Dio parla anche attraverso semplici momenti come quello di capire la bellezza di ciò che ci circonda. Quindi, caro Fabio, caro Giuseppina, mi raccomando, rifugio bianco. Prossimo canto. Anche questo si collega un po' con il primo, nel senso profondo. Oggi purtroppo siamo più tentati di vedere con gli occhi che con il cuore. L'esteriorità in tutti i sensi, lavoro, televisivo, tutto quello che volete voi, è molto forte. E
questo porta ad essere un po' frivoli, un po' semplici, poco profondi. Le nostre radici non sono così profonde come dovrebbe essere, e basta poco e l'acqua ci spazza via come una casa costruita sulla sabbia invece che sulla roccia. È la provocazione che ci fa Marco Maiero, dove ci dice che bisogna cercare con il cuore e non con gli occhi. Cercheremo. Giovanni Veneto, in questa sua elaborazione sul pentagramma, racconta una verità sacrosanta sugli alpini e la trasforma in una preghiera. E allora non c'è bisogno di presentazione. Ascoltate, oltre che con le orecchie, con il cuore, ciò che appunto dedichiamo questa canzone a tutti gli alpini presenti, familiari tutti. Preghiera degli alpini.
vediamo. Poi vi vediamo sempre di più, quindi. Nel 17 Codroico, se vi ricordate bene dai documenti di storia, non vuol dire che siete vecchi. Venne colpita da un conflitto per tenere forza sul ponte della Deliziana. E potete immaginare, no, con quale verve, con quella forza si cercava di respingere le forze austro-tedesche. Provate a immaginare un anno prima, no? Provate a immaginare un anno prima in montagna, durante la notte, 1916, 15. Il 16 giugno venne liberato. Ma provate a pensare in montagna, di notte, le difficoltà trovate da questi eroici ragazzi, perché tanti erano del 99. E provate a pensare però, e questa forse è la sottolineatura più importante, il dolore di un colonnello che vede davanti a sé tanti ragazzi che potrebbero essere i propri figli, di cui tanti non vedrà più il ritorno. Anzi, sa che li manda verso una morte quasi certa e con il cuore infranto dirà: non vi preoccupate perché entrerete nella leggenda della gloria della nostra patria. L'elaborazione di Malatesta, Montenegro.
stanno arrivando delle emozioni? Sì o no? Perfetto. Ora, il prossimo brano parla un po' di queste emozioni. Ho sempre paura di domandare. Prima ho domandato a una signora questa domanda, se avessi chiesto 10 milioni di euro avrebbe detto di sì. Alla domanda mi ha detto di no. Va bene. Però a me piace interagire con il pubblico. E posso fare una domanda alle signore, non la conosco, è la prima volta che la vedo, per sua fortuna, perché quindi se è tanto che deve vedere un'amica ieri ha visto un'amica, scusi, come si chiama? Paola, ha visto un'amica dopo tanto tempo, giusto? Mi può dire la prima sensazione che si ricorda dentro appena vista? Che cosa ha provato? Commozione. Dopo la commozione, una gioia. Perfetto. Cosa le mancava di quella persona? Lo sguardo. Bene. Paola ha preso in pieno ciò che Giorgio Susana dice in questa canzone, dopo aver ritrovato un biglietto in un cappotto di un alpino in Russia, che purtroppo non ce l'ha fatta. E dice proprio questo: fino a quando voi mi ricorderete, anche se rimango qui, io avrò sempre, sì, commozione, gioia, allo stesso tempo. Di Giorgio Susana, io resto qui, addio.
incontrata Paola e questo l'abbiamo detto. Hai visto? Non sono mentiroso, come dicono in Spagna. Allora, questa sera è una serata particolare per tutti noi, per tutti voi che ci siete venuti a trovare, i signori di Facebook che commenteranno, però è ancora più particolare questa serata. Chiedo scusa, chiedo venia, il narratore Giuseppe, non l'ho detto prima, chiedo scusa a Giuseppe, fatti vedere perché se no faccio più perché lui è Giuseppe, il narratore Dicevo che però questa sera è una serata speciale per due di questa formazione corale. Guarda che uomini, che bellezza, che splendore, Tra questi due oggi è la loro prima esibizione, quindi chiedo di andare al centro a Tiziano Di Segna e Thomas Bordignoni. Sabato 12 e domenica 13 luglio c'è stata la commemorazione per dire il teatro di una delle guerre più dure della Prima Guerra Mondiale, delle battaglie più dure veramente della Prima Guerra Mondiale. È stata proprio fatta la commemorazione il 12 e 13 luglio e parlo dell'Ortigara. Cosa rappresenta, se pensiamo un po', no? Cosa rappresenta il Monte Ortigara quando ancora oggi si spara e si uccide in nome della pace? Allora sentiamoci tutti responsabili di costruire quella parte di colonna mozza facendo la pace dentro noi stessi, con i nostri figli, con le nostre vicinanze, con i nostri familiari, amici, condomini, e vedrete che la pace avrà ancora più senso, perché spesso, perlomeno parlo per me, io dico, ma loro, perché sono in alto, governanti, eccetera, e magari io non riesco a sopportare il vicino di casa. Sappiamo essere consapevoli di essere portatori di pace e Arrigoni lo fa con questa bellissima canzone Ortigara.
giunti alla nostra ultima canzone. E non so se dopo è previsto un canto insieme. E allora ti anticipo i saluti già da adesso, prima dell'ultima esibizione, da parte del nostro presidente Manuel Bressan, del nostro maestro Massimo Spizzato, e ringraziamo ancora di nuovo per l'invito che ci avete dato, l'opportunità di questa sera di stare insieme a voi. A parte gli scherzi, gli applausi e la vostra attenzione ci è arrivata veramente tanto, quindi vi ringraziamo di cuore perché vi abbiamo sentiti vicino. Allora, tutte queste emozioni che voi avete provato questa sera, trasformiamole in un dono di pace a chi non c'era stasera, magari perché è impegnato, familiari, mogliere, chiunque. Portatela dentro di voi e donatela come segno di pace, questa emozione che avete provato alle persone vicino a voi. E noi finiamo sempre così, perlomeno diciamo sempre ricordatevi. È una frase detta da un grande santo. La misura dell'amore è amare senza misura. Con questo prossimo canto di De Marzi, la misura dell'amore è stata immensa. Vite spezzate per dare a noi la possibilità oggi di essere qui democraticamente e parlare di alpini che alla mancanza della sorella, della moglie, della fidanzata rivedono in una bambina, Iosca, con le scarpette rosse, la identificano in lei e quindi nel ritmo della balalaica De Marzi fa questa bellissima poesia intitolata Iosca la rossa.
Mettetevi pure qua davanti. Sì, mettetevi, no, non schieраtevi voi, noi andiamo. Sì. Il bello della diretta, no? Primi, secondi, vari ribassi. Poi, maestro, cosa cantiamo? Guardate che si siede al centro pagano tutti, non è che chi sta al centro paga. Chiedo bene, maestro, cosa... Quindi mi perdoni mettere non ci capito niente. 3 pezzi, 3 canzoni. Bene che la storia, no? La Montanara. Bene che la storia è il Signore delle Cime. Lamentele.
qualcuno deve intervenire, deve parlare, deve fare qualcosa. No, non è un'accusa, era solo per capire. Perché vedo che la gente mi guarda, non sono bello, quindi mi guardo solo per dire che sta a fare quello. Allora, cosa facciamo? Rendiamo pubblico lo scambio, insomma. Perfetto, allora quindi c'è il coro che premia. Sì, sì, però ditelo c'è. Fratelli carissimi. Eccolo, il presidente che premia il nostro coro, al presidente nostro Manuel Bressan, ecco qua i due presidenti. Insomma, più, come dire, liquidi, ecco. Vi dovete alzare e andare a casa, cioè solo finalmente.